Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Allevatori di Sardegna. Oggi vi portiamo alla scoperta dell'asino di razza sarda. Perché scoperta? Perché noi siamo abituati a considerarlo come animale di fatica, invece noi vi faremo vedere i suoi molteplici utilizzi, anche come animale da compagnia. Siamo andati in territorio di Berchida e in territorio di Arzachena e vi faremo anche un po' sognare con questo animale. Andiamo a vedere, naturalmente sempre con la collaborazione dell'Associazione Allevatori della Regione Sardegna. Siamo ospiti di Antonio Mazza. Siamo in agro di Berchida e siamo qua perché lui alleva asini e quindi io vorrei che raccontasse a chi ci guarda innanzitutto perché ha deciso di allevare l'asino di razza sarda. Perché è piccolo, mangia poco e il prodotto finale è valorizzato a richiesta. Mentre altre razze nazionali vengono vendute come animale da carne, di questo non ci si può pensare proprio per diversi motivi. Uno, un po' etico da parte mia, che li accarezzo tutti i giorni e poi decidere di macellarlo non mi piace. L'altro, che non ha una resa in carne paragonabile ad altre razze. Però il fatto che riesco a vendere l'asino vivo come animale da compagnia è appagante. Il mio allevamento asinamento è un marchio registrato, l'azienda è in biologico dal 1996, all'interno dell'azienda gli animali sono gestiti allo stato semibrado e è presente la stazione di monta brada, cioè lo stallone è libero insieme alle fattrici. Dico lo stallone perché appunto ogni anno o due lo stallone viene cambiato per evitare consanguinità. L'indirizzo produttivo è orientato sulla la riproduzione degli asini che nascono, gli asinelli sono destinati ad animali da compagnia. Gli animali da compagnia sono di un interesse, sta aumentando l'interesse dell'animale in compagnia, parliamo ovviamente di solito del cane e del gatto, e anche l'asinello sardo riesce ad entrare in questo target, in questa richiesta di persone che hanno piacere di avere un asinello piccolo che possono far avvicinare i bambini a giocare e allo stesso tempo anziani che vogliono magari solo affacciarsi alla finestra e vedere l'asinello che gli ricorda tante cose. Si capisce perché stava andando in estinzione, perché per lavoro la sua mole piccola, trasportare grandi pesi non era dei migliori fra le razze nazionali e invece oggi questo suo difetto è diventato un pregio. L'altro indirizzo è quello dei riproduttori. Avendo la stazione di monta, qui nascono gli asinelli con la loro paternità e maternità, a volte nel loro pedigree sono presenti anche i nonni, quindi chi compra sa di avere una linea genealogica con una storia. Col dottor Sanna Passino, che è veterinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, parliamo un po' dell'allevamento di questo asino di razza sarda, inquadrandolo anche un po' storicamente. Oggi siamo in una realtà molto particolare, se pensiamo che anche senza andare tanto indietro, una trentina d'anni fa, il patrimonio zootecnico di questa
del nostro asino contava o poteva contare su circa 30.000 unità. C'è stato un calo drastico per arrivare addirittura sotto le 1.000 unità, tanto che questa razza è considerata ed è stata considerata come una razza in via di estinzione. Che lavoro state facendo per la tutela, la valorizzazione e ovviamente per la conservazione di quest'asino di razza sarda? Ma certamente il termine di conservazione va sposato, anche essendo una razza e una specie zootecnica, va legata anche a un aspetto di tipo produttivo, perché nel momento stesso in cui si cerca di fare in modo che gli allevatori si affezionino, se mi è consentito il termine, a una ripresa dell'allevamento di questa razza, bisogna in qualche modo che anche il mercato abbia uno sviluppo. Certamente non può essere il mercato alimentare, ma sicuramente tutta una situazione legata a considerare l'animale come un animale da compagnia. E quindi, proprio perché i numeri sono ridotti, si possa sviluppare un turismo sommeggiato, la presenza di questi animali molto sociali nelle fattorie didattiche, l'utilizzo, come ho detto, negli interventi assistiti con gli animali, tutta una serie di realtà che favoriscono lo sviluppo dell'allevamento di questo animale, che in ogni caso, perché avvenga, deve in qualche modo essere garantito dalla presenza di tutta una serie di situazioni legate al benessere animale, che in qualche modo favoriscano il suo stato di salute. Non è un allevamento in cui ci si può improvvisare. Ecco. Questo l'abbiamo capito anche parlando con l'allevatore qua, che ci ha raccontato come vivono i suoi animali, la cura che ci mette per fare in modo che siano sani e soprattutto che vivano bene, ma questo mi pare che si capisca benissimo anche vedendo il loro territorio. E un'altra cosa importante, forse anche parlando della convenienza, se possiamo usare questo termine, dell'allevamento, è la produzione anche del latte d'asina, che è richiestissimo nella cosmesi. La produzione è ovviamente una produzione molto ridotta, non possiamo pensare che sia una produzione incredibilmente alta, come per esempio nel latte alimentare prodotto da una bovina, la produzione media si aggira intorno al mezzo litro al giorno. Quindi insomma bisogna che ci sia una filiera che consenta agli allevatori di fare rete. Ormai da soli non si va da nessuna parte, anche l'allevamento diventa una realtà dove sono necessarie molte competenze, c'è una multidisciplinarietà anche per quanto riguarda lo stesso nostro mestiere del medico veterinario. Abbiamo gli alimentaristi, abbiamo i tecnici della riproduzione, abbiamo gli ortopedici, i chirurghi, i maniscalchi. Bisogna lavorare insieme per garantire anche a questi animali uno stato di salute e di benessere che consenta poi di avere delle produzioni adeguate. Ci troviamo presso l'allevamento del signor Mazza di Berchidda, stiamo preparando una valutazione di un asinello sardo. Descriviamo le caratteristiche di razza. Allora, l'asinello sardo deve essere un asinello piccolo innanzitutto, colore sorcino con la riga molina e la crociatura. Queste qui sono proprio le cose più essenziali. Allora, l'asinello possono partire come dimensioni da una misura minima di 80 cm a un massimo di 110.
La circonferenza toracica non deve superare i 100 cm. Lo stinco può andare da un minimo di 11 a un massimo di 13 cm. In molti asinelli vediamo delle piccole zebrature sulle gambe, qua le vediamo leggermente, e poi molte volte possono apparire anche sulla spalla. Questo qui non ce le ha. Diciamo la testa è una testa quadrangolare con delle mascelle molto forti che gli permettono di andare a mangiare nei posti più impervi. La sua camminata è poco elastica e molto breve. Vediamo che ha degli zoccoli molto piccoli e molto resistenti, con le unghie molto dure, in modo che le permettono di arrampicarsi nei posti più brutti, che praticamente sono degli asinelli che vivono nei posti, diciamo che nei terreni impervi, dove il pascolo se lo devono andare a cercare camminando per lunghi tratti. Il collo è molto corto, la testa pesante, ben inserito sul petto, che resta molto basso. E niente, i caratteri di esclusione sono mantelli diversi, dal grigio sorcino, quindi un baio scuro, il colore degli occhi lo possono escludere, e delle macchie bianche che possono apparire su tutte le parti del corpo. Acquista un asino, uno anche se piccolino, deve avere comunque uno spazio adatto, perché comunque lei stesso ha detto che i suoi sono allevati in stato semibrado, quindi ovviamente non lo possono tenere in un balcone o comunque in un piccolo, uno spazio troppo piccolo. Ha bisogno comunque di un minimo di territorio per potersi muovere, no? Sì. Io nel mio allevamento ho una quarantina di animali, tra le fattrici, giovani, eccetera, e se loro stanno in 30 ettari, quindi vuol dire che con meno di un ettaro ci sta uno, ma secondo me ci stanno anche due, perché avere due asinelli, raramente le persone non gli danno il torsolo della mela, la carota, la foglia della lattuga, eccetera eccetera, e comunque una piccola integrazione di mangime la diamo anche noi, ma soprattutto noi diamo il pascolo e il fieno e l'acqua. Noi cerchiamo di garantire quello, invece l'integrazione la diamo in occasione della mungitura delle asine. Infatti noi mungiamo le asine nel periodo appunto che hanno la prole, e è una cosa particolare, la prole rimane sempre appresso alla madre, viene solo separata alcune ore prima di essere munta, quindi rubiamo un po' di latte, l'altro lo lasciamo a loro, nel frattempo diamo dei mangimi agli asinelli adatti a loro. Ci dica però che cosa ne fa poi di questo latte, perché anche questa è una cosa importante. Il latte per la maggior parte è destinato ad aziende che fanno cosmetica, sia in Sardegna che fuori. Il latte viene munto e congelato entro un'ora, e poi in base agli ordini viene consegnato, spedito, o viene la persona interessata qui in azienda a ritirarselo. La dottoressa Maria Grazia Cappai, veterinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, per parlarci di benessere nutrizionale dell'asino di razza sarda. Di che cosa si tratta? Benessere nutrizionale è un aspetto molto importante della conduzione dell'asino, ma in termini più generali degli animali che per compagnia o per produzione fanno parte delle attività del mondo agricolo. Per benessere nutrizionale si intendono quelle valutazioni, quelle pratiche zootecniche che prendono in considerazione la specificità
dei fabbisogni nutrizionali ed energetici e la valutazione sull'animale di quella che è la condizione di benessere. Benessere nutrizionale perché si lega in particolar modo al suo trofismo, ad uno stato di trofismo di tutti i tessuti e gli apparati esplorabili sull'animale, quindi partiamo da come si presenta il mantello a quello che è lo stato di ingrassamento, a quella che è la proprietà e l'appropriatezza della dieta per il soddisfacimento del mantenimento delle buone condizioni corporee, quindi la condizione muscolare, ma anche il soddisfacimento di quelle che sono proprio le condizioni e la funzione digestiva che l'asino presenta con una certa peculiarità. Si tende in generale ad assimilare l'asino ad una sorta di piccolo cavallo. In realtà stiamo parlando di due specie diverse, stesso genere, ma specie diverse e che hanno proprio attitudini e comportamenti completamente diversi. Se volessimo fare un paragone, potremmo dire che l'asino rispetto al cavallo presenta una funzione digestiva un po' più lenta, più efficace, tant'è che anche su un pascolo potrebbe prediligere ad esempio un fieno, perché ha una capacità di utilizzare i nutrienti contenuti nel fieno, anche un po' quello ruvido, un po' più lignificato rispetto a un'erba fresca, in maniera più efficace. Tutto questo ha radici particolarmente specifiche, selezionate dal fatto che anche la microbiologia a livello intestinale sia diversa rispetto a quella del cavallo, quindi va da sé che laddove una degradazione della fibra porti ad un'utilizzazione di nutrienti differenti, l'asino risulti più efficiente nell'utilizzazione anche di alimenti che in passato si poteva definire un animale un po' più frugale, quindi gli alimenti non particolarmente adatti per un cavallo, quindi già questa è una prima distinzione. L'asino rispetto al cavallo ovviamente ha un'attitudine anche produttiva diversa. Ha un modo di comportarsi diverso, quindi anche la selezione delle essenze al pascolo, ma il semplice comportamento richiede una spendita energetica totalmente differente rispetto a quella del cavallo. Se volessimo un po' ancora una volta utilizzare il cavallo come termine di paragone per spiegare la diversità dell'asino, potremmo dire che l'asino ha questo adattamento ad ambienti un po' più aridi, un po' più versatili rispetto ad un cavallo che in relazione alle proprie attività e attitudini produttive ha richieste diverse e un po', tra virgolette, più esigenti. Il professor Pier Giacomo Rassu, parliamo di gestione tecnica di allevamento dell'asino di razza sarda. Allora, la gestione non è che si differenzi da quella di altre razze, che è un po' per la produzione di latte, soprattutto diciamo che è un po' diversa dalle altre specie che producono latte, come può essere la bovina, l'ovina o la caprina, dove il giovane viene separato dalla madre molto precocemente o addirittura dalla nascita. Per produrre il latte con l'asina invece dobbiamo ottenere il puledro associato alla madre per tutta la durata della lattazione. Per cui per poter ottenere il latte, diciamo che dobbiamo separare per alcune ore il puledro dalla madre, in modo tale che la mammella, che non ha una grande cisterna e quindi capacità di accumulo del latte, è necessario quindi separare il puledro 2 volte al giorno se si vogliono praticare 2 mungiture al giorno, però poi per mantenere la lattazione siamo costretti ovviamente a rimettere il puledro con la madre, altrimenti l'asina andrebbe in asciutta. Poi per quanto riguarda le capacità produttive di latte dell'asina sarda, essendo un'asina di piccola mole, una razza di piccola mole, ovviamente le sue capacità non sono così elevate, però da alcuni esperimenti che abbiamo fatto alcuni anni fa possiamo dire che l'asina sarda è una buona lattifera rispetto alla mole che presenta. Dal punto di vista della ricerca, come siete messi? Cosa stavate facendo oggi qua in questa azienda? In questa azienda oggi stavamo studiando il comportamento alimentare attraverso dei sistemi automatici di rilevamento mettendo dei sensori sull'animale.
Daniele Congiu, dottorando di scienze zootecniche, oggi qua cosa state facendo? Allora, qua stiamo facendo delle prove per valutare il comportamento degli animali al pascolo, degli asini al pascolo, utilizzando attraverso degli accelerometri, che sono dei sensori che appunto monitorano il movimento dell'animale. Questo ci permette tramite questa antenna quindi di poter scaricare i dati all'interno del computer, all'interno delle schede CD e poi all'interno del computer, e poter valutare quindi questi dati in coordinazione, diciamo, con delle videoregistrazioni, valutare il comportamento dell'animale. Questo, diciamo, può essere utile poi successivamente in ambito, diciamo, applicativo, per appunto riuscire a utilizzare le strategie migliori per la gestione degli animali al pascolo. Siamo in Gallura, nella località denominata Capichera, e ci troviamo qua per parlare di asini. Io sono in compagnia di Veronica Spanu, che fa parte dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale Asini Si Nasce Gallura. Siamo qua perché oggi vogliamo parlare di questo bellissimo animale che è l'asino, ma ne vogliamo parlare perché qui fanno un'attività bellissima con gli asini, che è la cosiddetta pet therapy, conosciutissima, presumo un po' da tutti, un'attività che forse i più conoscono perché si fa con i cavalli, con i cani, invece si può fare anche con l'asino, e quindi io oggi con Veronica voglio parlare proprio di questo. La nostra associazione nasce nel 2015, a fine 2015, e quindi diciamo è abbastanza giovane. Noi ci occupiamo di interventi assistiti con gli animali, quindi la nuova denominazione è appunto questa, non è più pet therapy ma interventi assistiti con gli animali, e ci occupiamo quindi di far conoscere l'asino, di valorizzare l'asino, soprattutto l'asino sardo. Infatti i nostri asini sono asini sardi, ed impiegarlo, coinvolgerlo per diciamo procurare benessere alle persone. Questi interventi sono portati avanti anche da un'equipe multidisciplinare, dove ci vuole un veterinario esperto in interventi assistiti, dove ci vuole, nel caso dell'educazione assistita, ad esempio, un educatore. Poi non può mancare la figura del coadiutore dell'asino, che è colui che durante l'intervento appunto fa relazionare l'asino alla persona, e poi c'è un responsabile di progetto che appunto costruisce insieme al medico veterinario l'intervento da mettere in campo. E anche la scelta dell'animale chiaramente è importante. Noi qui ad Asini Si Nasce abbiamo scelto come compagno l'asino. L'asino per me rappresenta un riscatto sociale, quindi anche questo è il messaggio che noi vogliamo portare con queste attività, che l'asino, diciamo, è questo il momento migliore per l'asino, il tempo migliore per l'asino, perché c'è un passaggio fondamentale. Mentre prima l'asino ci aiutava a portare un peso, ad esempio nel lavoro, adesso ci aiuta invece a portare un peso emotivo, perché comunque l'asino ci permette di stare anche nella sofferenza e ci accompagna a passo lento, nel profondo. Questo è il nostro motto, e quindi, come dire, è un fedelissimo compagno. L'asino, proprio per le sue caratteristiche sia fisiche ma anche, diciamo, più empatiche e sensibili, è adatto a varie tipologie di persone, come dicevi tu, anche età diverse, perché ha un temperamento praticamente non aggressivo, non ha degli scatti improvvisi, quindi persone magari anche con disabilità o degli anziani possono riuscire a stargli vicino in maniera agevole. E poi chiaramente è un animale molto empatico, quindi che cosa ci consente di fare? Di saltare alcuni passaggi, cioè bypassiamo la razionalità, andiamo direttamente, diciamo, al cuore, cioè avviene una comunicazione che non è verbale, ma è un qualcosa che avviene anche a livello inconscio più profondo.
Il protagonista della puntata di oggi era l'asino di razza sarda e dopo avervi raccontato delle caratteristiche di questa razza siamo venute qua, siamo in Gallura, località Capichera, e siamo venuti a visitare un'associazione che si occupa di questi asini, ma per un nobile scopo, per aiutare in alcune patologie. Sono animali, l'avete visto, molto belli, ma sono anche degli animali molto docili che si prestano volentieri all'interazione con l'uomo. Del resto siamo abituati a vedere l'asino come un compagno di lavoro già dall'antichità. Ebbene, adesso abbiamo visto che possono anche aiutarci a portare carichi diversi, non solo carichi di lavoro. Dobbiamo dire grazie alle operatrici che qui fanno questo lavoro con l'asino sardo. Speriamo che vi sia piaciuta questa puntata e che vi abbia aiutato a capire meglio questo animale e, perché no, anche ad approfondire le sue caratteristiche. Vi ringrazio per averci seguito. Un ringraziamento ovviamente va anche all'ARS, all'Associazione Allevatori della Regione Sardegna, che come sempre ci porta a scoprire e a conoscere le nostre razze autoctone e non solo, e ad aprirci mondi diversi e anche nuove prospettive. Grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.